Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova escursione. Oggi siamo a Saretto. Il trekking di oggi andrà verso il bivacco Bonelli e al lago Lapsoi. Buona visione! Troviamo il nostro primo cartello subito dopo la partenza. Questo sentiero qua, questo bivacco Bonelli, 2 ore e 20 è la partenza e si parte qui subito. Arriviamo a un altro cartello, qui giriamo a sinistra, sempre GTA S14 bivacco Bonelli. Qui invece a destra potete andare al Danilo Sartore che avete già visto nel video precedente. Noi adesso andiamo su per qui, sentierino, vai già. Primi 200 metri di dislivello fatti, il sentiero qui sale su sassi, bello deciso, però c'è il bosco ed è ancora, sono le 8 del mattino, quindi accettabile. Boscone di larici, quindi pensiamo che in autunno qui ci sia della meraviglia. Sì. Tratto anche godurioso, anche bene. Pausa merenda dopo un'ora. Dopo un'ora e 330 di dislivello positivo siamo a 1970, 1,5 km. Facciamo una mini sosta merendina, snecchino, perché la colazione è stata troppo leggera, abbiamo già fame. Qui a pochi metri facciamo una piccola deviazione per andare a vedere un rudere di un albergo e il lago, che poi vi dico il nome. Arriviamo qui, c'è un bivio, non c'è nessun cartello, ma di qua è il sentiero per andare al bivacco e qua invece per andare al lago e rudere. Adesso quindi andiamo di qua. Devi vedere quei mani qua. Adesso su, quasi arrivati e non vedo niente. È una casetta. Bah, lago, where is? Però stupendo va. Quindi adesso andiamo giù a dare un'occhiata se si vede un po' di lago. Quei ruderi lì sono quelli dell'ex albergo, avevo detto, albergo Principe di Piemonte. Secondo me si dice nostra. Però c'è scritto così nella cartina. Andiamo fin giù a vedere questi ruderi. Già voglio vedere il lago. Mamma mia! Stupenda. Eh? È un po', non è easy way, però. Si vede sto lago? Eccolo! Mamma mia! Wow! È un po' difficilino, però. Dai, vale la pena fare sto divagazione. Che cavolo sei? Con questa piccola deviazione vi portiamo a vedere il lago
adesso non so se si chiama Visaisa o Visaisa, ci sono anche dei escursionisti là sotto che si sono messi a tendare, avevano ragione, ma quanto baglio è? Però penso che sia difficilmente raggiungibile perché c'è un sacco di sasso. Ma mi sa che non si va giù per qua, sai, perché arriva qui e basta. Sì. E il lago si arriva da un'altra escursione, ma da qua sopra è veramente Stai attento. top. Ma che roba! Ma che roba! Stai attento. È una vagliata paradisiaca. Dopo aver apprezzato questo panorama eccezionale, ritorniamo sul nostro sentiero verso il bivacco Bonelli. Siamo a metà strada qua comunque, perché abbiamo fatto già 350 di dislivello, dovrebbe essere 700, qualcosa di più adesso perché abbiamo fatto questa deviazione stupenda che vale proprio la pena. Che vagliata incantevole, quasi nascosta. Avevo ragione qua. Ma dai! Allora qui sopra, che non abbiamo visto perché si è andato intorno, c'è il cartello informativo di questo lago, vedete, il lago Visaisa o Visaisa, Lac Visaisso. E qui c'è la locandina, vedete? Cucina alla casalinga. Lago Visaissas, Gite sul lago, pura Latten. 2000 metri sul mare, e proprio qua c'è foto storiche, Valle Macra, non era Valle Maira, Macra, sì. Valle Macra, Acceglio, rifugio, albergo Principe di Piemonte, che era quello lì che vi ho fatto Guarda vedere. l'inaugurazione! Ma che personaggi col baffo, Ma che spettacolo! bellissimo. Ascolta quanto era alto, amore. E il lago sì, era molto più alto, comunque stupendo. Di che anni erano qua? C'è scritto 1928, quindi Si può scorgere il proprietario Silvio Turra seduto sulla panca. Ah, che bellezza! 1900, bellissimo. Adesso proseguiamo da questa parte. Questo sentiero ci ha riservato un sacco di sorprese, proprio come panorami, ambiente, perché sei sempre in mezzo al bosco. Ci piace veramente tanto, abbiamo dell'euforia addosso. Abbondanti fiori, immensi boschi e Sì. che spettacolo! Guarda qua, un po' fresco però. Qua si nota il sentiero, la strada che fa per di qua, e poi vedremo. Bellissimo! Il Bivacco Bonelli un'ora e 30. Perché? Così, Veramente siamo appena partiti. così, da giù 2 ore. Vabbè, lo sappiamo. Ok, qua dice 1 ora e 30, ma ci sta, dai. Sì, tanto, qua è sempre approssimativo. Andiamo? Ma il sentiero che va su per lì blu, no? Non esiste. C'è scritto là. Bonkt. Vabbè. Bonnet. Beh, insomma, qui troviamo un bel cartellino e giriamo di qua. Allora, là è dove abbiamo ammirato il lago prima. Abbiamo fatto il sentiero, adesso siamo qui sopra. Guardate qua che bello. Stupendo qua, bello! Qui siamo a metà di questa salita che va su di qua, ed è vero amore il punto più tecnico dell'escursione fino adesso, quello Sì. un po' più difficile. Sì. C'è qualche taglietto anche se qualcuno vuole farlo. Il panorama qua eccezionale, e in fondo si vede anche il paese. Qua
si sale sempre di più. Di sopra sembra scollinare. È uscito il sole intanto. Aspetta un chi ha? A scollinare. Lì, vedi lì. Questo panorama. C'è questo pratone. E si vede che dobbiamo fare così. Un classicone ormai. Grazie già. E si passa, si chiude, si va avanti. Ok, questa è tutta la vagliata che abbiamo fatto fino adesso. Su di qua, e adesso sforcelliamo e andiamo in un'altra vagliata. E là si vedono anche dei cartelli. Stavo cadendo. Bello! Vediamo dei cartelli. Bivacco Sartore anche da qua. 2,45. Bonelli 10 minuti. E lo vediamo già là. Pieno di tende. E qua. Siamo più o meno arrivati. C'è un super vento. Comunque 2 ore e 40. 730 dislivello positivo. 4 km e mezzo. Questo il punto più alto è 2335 e siamo arrivati. Ho fatto anche i conti che abbiamo fatto circa 35 minuti di pausa tra tutte le pause che abbiamo fatto. Bel sentierino. Arrivati. Bivacco. Lago. Stupendo. Siamo arrivati, stiamo parlando piano perché anche se sono le 10 tra le tende e il bivacco che è pieno sono ancora tutti lì che dormono e ci sono segni di bottiglie di vino vuote, quindi penso ci sia stato un festone ieri sera. Proprio quello che servono i bivacchi, vero? Servono per farsi le gite gratis, ricordate. Quindi bah, appariva escursionista, su noi siamo infreddoliti, vogliamo andare dentro, c'è tutta la gente che dorme, per rispetto non andiamo, cioè noi stiamo fuori del freddo, loro ubriachi dentro a dormire. Ottimo. Ma dici che si sia gente anche dentro il bivacco? È pieno il bivacco, guardate. Sì? Certo, si deve dormire. E i tende fuori, giù anche quelli. Sì, quindi dentro era pieno. E dove abiti qui? Non mi sai, Non so quanta gente ci sia, che tende più bivacco pieno. I dos... Noi ci mettiamo al riparo della vento per piacere. Adesso troviamo un riparetto. Che ho fame. Comunque adesso ci siamo trovati qua un posticino al sole, siamo andati avanti un po' nel sentiero per stare distanti dal bivacco, anche perché intorno al bivacco ci sono cacche ovunque, cioè cacche di persone, c'è anche un posto da sedersi che è un water praticamente. Sì, complimenti per portarvi via i fazzolettini sempre, bravi. Gli escursionisti bravissimi, e i cretini. Vabbè, adesso qua ci facciamo un po' di merenda, cibo eccetera. Allora, intanto mangiamo mezza fetta biscottata, qua è burro d'arachidi e marmellata. Fame? E ci ripigliamo un attimo dal sentiero. Siccome c'è un sacco di gente, non riesco a fare neanche il bivacco tour, siamo riusciti a entrare e faccio vedere, qua c'è un po' di robetta, una dispensa, il tavolo e posto per 8 persone qua sopra. Molto molto carino, ma molto inflazionato. Troppo. Ci siamo piazzati, la gente adesso è un po' uscita, ci facciamo un risottino di questi qua in busta. Allora stiamo risottando qua il risottino, tra i peggiori, non è che ho fatto vedere la confezione perché penso sia tra i peggiori in assoluto, ce lo portiamo dietro dall'anno scorso della Alta Via del Granito, quindi potete immaginare se non l'abbiamo mai mangiato quanta voglia ci fa. Però in questi giorni qua in Valmaira c'è rimasto questo e un altro simile che però ha del curry dentro, quindi
Super Exciting! top. Comunque è quasi pronto, poi ce lo mangiamo. Basta amore? Siamo qui dentro perché fuori non riusciamo a tenere il fornellino acceso perché c'è un vento bestiale e quindi abbiamo fatto da E non vi abbiamo fatto, bimbi. non vi abbiamo fatto vedere, ma spiovigginava anche, quindi giornatina un po' così. Amore, buon appetito. Grazie, è arrivato il vecchio. Risetto orrendo pronto. Com'è? Mangiavo magno da sola a casa. Abbiamo messo su anche il caffè. Poi il riparo, no? Allora, top. Quanti ne abbiamo oggi? 17? Sì. Tac. Caffè. E buon caffè, è venuto fuori anche il sole. Bene. Tutto pulito in ordine. Adesso lasciamo il posto agli altri. Stiamo andando verso il lago. Ma mi sa che l'acqua arrivava fin lì. Adesso vediamo di riuscire ad arrivarci senza cadere. E vedete già lì? Eccoci al lago. Arrivati. Abbiamo lasciato gli zaini al bivacco. Adesso andiamo a vedere un altro laghetto che c'è qui sopra, così leggeri, senza zaino, senza niente. Arriviamo di qua, ci sono le colline di Windows. Il lago deve essere lì dietro. Adesso andiamo. Sì. Eccoci al lago. Che carino. Qui appena più in alto del bivacco dove eravamo prima arriviamo al lago delle Marie o delle Munie, questo sul cartello, e qui sopra c'è anche la fonte d'acqua, l'unica della zona. Questo lago è molto trasparente, bellissimo. Che bello! Allora, roba, che robetta. E comunque qui io preferirei mettermi lì sotto in tenda con l'acqua qua sopra piuttosto che in bivacco con 1000 persone. Ora, dopo essere stati qua intorno dalle 10 di stamattina fino alle 14:30, quindi 4 ore e mezza, qui intorno al lago, laghetti, bivacco eccetera, cominciamo a tornare a valle alla macchina. Girando qua attorno su e giù i laghi, alla fine abbiamo accumulato 928 metri di dislivello positivo da stamattina, dei 700 che erano per arrivare al bivacco. Sì, mi ero scordato di dire che quello là sopra dove c'è il sole è il confine con la Francia. Pian pianino stiamo scendendo, il sentiero della discesa è uguale allo stesso dell'andata, comunque è veramente un luogo molto molto turistico. Non l'avremmo mai detto stamattina perché essendo partiti presto eravamo probabilmente da soli nel sentiero, ma una volta arrivati lì, siamo stati lì 4 ore e mezza, sono arrivati milioni di persone, veramente tante, e infatti è bellissimo questo posto, però molto molto inflazionato e turistico. Siamo arrivati alla macchina, vediamo un po' quanto ci abbiamo messo a scendere. 1 ora e 45 siamo scesi, la salita mi sembrava 1 ore e 36, 2 ore e 36, ma poi abbiamo girato come i matti per 4 ore e mezza, ce la siamo goduta proprio questa super escursione. Iscrivetevi al canale, mettete un like, condividete questo video con tutti gli appassionati di montagna
Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima escursione. Ciao! Ciao!